Eccoci qua. E inizia la diretta quotidiana. Ok. Oh, ciao Paolo del Prete, ciao Gianluigi Gamers 96, ciao Lorenzo Gatto. Ok, Manic. Ciao I Love Chelsea, ciao Giosuè Tosato, ciao Amedeo Doni, ciao Manic. Ciao Lorenzo Tomasi. Ciao Michael Francone. Ciao Cast e Chris, ciao Federico Tomè, ciao Johnny TV, ciao Alberto Bat Drums, il buon Perossa, ciao Alex Biombi, ciao Andrea Salvo, ciao Daniel Andrew Mayweather, ciao Mr. Channel, ciao Ceres Official Tube, ciao Carmine Caterino, ciao Cast e Chris 7 ed è ritornato il Bomber, Carmine Caterino, il buon Carmine Caterino. Ok, siamo qui collegati con l'inizio della Diventa un figo. Lorenzo Gatto. Penso, ha fatto la storia, ragazzi. Ciao Mario Pop. Ciao Fabio, primo fiore, però manca Poleiman, che fortuna che ha trovato la mod. Diciamo che è perfetta al 98%, mancano 2 o 3 squadre asiatiche, però si può andare, fioi. Sì, Gianluigi Games. Gianluigi Games. Ciao, Emma Bomber 91, ecco, c'è anche un altro Bomber, signori. Emma Bomber. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. Ragazzi, siamo col Crotone, sarà molto molto dura. Ciao Umberto Uguccioni, me lo godo l'Uguccione. Ciao Federico, l'ho salutato. Fabio, anche Fabio. Ciao Lord02. Viva Paola Pecora, ciao Paola Pecora. Giochiamo a PES col volante, ragazzi, si gode. Ai ai ai. Adesso fra un po' cominciamo, ragazzi, tra pochissimo. Siamo col Crotone, ragazzi. Stiamo buoni. Ciao Stefanek TV. Lasciamo perdere l'infortunio di Bonaventura, va. Sì, l'ignoranza pura, Gianluigi. Ciao Ermin Feratovic. E un solo grido si alzerà, vai Bomber Cume, la 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 la. Viva la ciociara, bella ciociara, altri bei tempi, raga, altri bei tempi. Darkstar. Quante partite farai? Non lo so, spero tante, perché se vinciamo, contentissime, se perdiamo cominciano le bestemmie comendiane. Ragazzi, comprate il cubo e il fantacalcio. Ciao Jordan Galaxy. Tra poco cominciamo, pochi minuti e si parte. Dov'è il buon Paul Heyman? Dov'è Paul? Ovvio Gianluigi, ovvio, sempre con Tori. Dov'è il buon Paul Heyman? Lo dobbiamo ringraziare, fiori. Non si può non ringraziare il Paul. Ciao MK993. Lasciamo perdere della beffa del Bahrain, ragazzi. Lasciamo proprio perdere. Che mi girano abbastanza i maroni. Ciao Francesco Orlandi. Ciao Giovanni Battaglia. Ma dov'è Perossa? Dove c'è? E dove c'è il buon Perossa? No, Perossa c'è, il Polema manca. Ciao Giulio Cesare, cosa ne penso del Milan? Lasciamo perdere, poi siamo partiti bene, se siamo un po' in difficoltà. Ciao De Maz. Grande acquisto del Crotone, signore, arriva il Bomber. Il puro Bomber. No, Melbourne l'ho caricata, Melbourne, c'è. Ciao Marco Sorrentino, viva lo spam di Sorrentino, me lo godo. Vai Sorrentino, lo spam di Sorrentino mi piace. Ciao Lorenzo Castarollo.
Vabbè, raga, siamo in 50, possiamo partire. Inizia con la prima giornata di campionato, ragazzi. Siamo in casa contro il Delfino Pescara 1936, raga. Possiamo assolutamente fare bene, eh? Speriamo siamo già titolari e si gode. Prima giornata, vediamo cosa combiniamo, ragazzi. Non gioco a PES da 52 anni, 3 mesi e 12 giorni. Ciao Maria, Pia, Frusteri. Guarda che stadio, lo stadio del Crotone me lo godo. Eccoci qua, Fio, siamo pronti a dominare il mondo. Grazie, make-up. No, aspetta, sta cazzo di visuale no, però, eh. Troppo. Ravvicinata, panorama, no. Proviamo questa. Vai. Si può partire, ragazzi. E si parte, già primo passaggio giusto del Cume. Aquilani mi ruba la palla e non va bene. Mamma che tensione, ragazzi. C'è già tensione nell'aria. Vai Stepanek, speriamo. Cioè, il Pescara sicuramente è una squadra che si può battere. No. Aspetta. Io voglio vedere la palla, però non mi ricordo più. Un attimo. No, Fioi. Com'era, raga, il tasto? Ok, perfetto. Sorrentino me lo godo troppo. Ciao quattro occhi. Ragazzi, sono molto scarso, però sono abile chiaramente nella parte aerea e acrobatica, che è la mia parte. Subito il Q, non ci credo, che cross di merda. Va bene, dai, calma, siamo solo all'11°. Devo prendere le misure, non mi ricordo più una minchia. Bello sto passaggio, mamma mia, ragazzi. Siamo una squadra fortissimi. Aquila, attenzione ad Aquila, attenzione all'Aquila, attenzione, boom, grande portiere. Ciao Paolo Calabrese. Un inizio un po' così, eh? Sì, Jacopo Gasperini, grande ritorno. Grazie anche a Paul Heyman. Ci ha trovato la mod. Attenzione, Biraghi, ancora il portierone. Occhio, ragazzi, però anche in difesa del Cume, mamma mia, stiamo già soffrendo come porchi. Bravo. Aquila e Aquilani, chiaramente. Attenzione a Cristante. Pescara di Oddo, una buona squadra. Fa un buon gioco. Non vince mai, però fa un buon gioco. Rigore! Ah, ma come no, Paolo. Eccolo qua, Paul Heyman. Paul, ti ho aspettato, Paul. Ringraziamo il Paul, che è lui l'artefice di tutto questo, ragazzi. Un saluto al Paul. Portate 10 zoccole per Paul. Allora, adesso però cerchiamo di toccare un pallone, grazie. Molto bene. E il Cume subito in profondità. Buona azione del Crotone. Bella questa, mi è piaciuta. Dai, mamma, 25 minuti di totale rincoglionimento. Dai, ragazzi, dai, bravo Cume. Il Cume prende palla. Buon passaggio cumendiano. E dopo la perdiamo come dei balocchi. Dai, cazzo, questa è una concorrente per la serie e per la salvezza, chiaramente è il nostro obiettivo. Mamma mia, Fioi, che passaggi meravigliosi. Mi sta già salendo il nazismo, ragazzi, eh? Eccole qua, il cuore del Cume, Fioi. Il gattusino dell'attacco, ragazzi. Molto bene, dai, distendiamoci. Ecco, molto bene. Sì, distendiamoci perché stiamo dormendo. 35esimo. Siamo sempre sullo 0-0. Dai, con calma, ragazzi, con calma. Sì, ragazzi, la porta è quella di là, però, eh. Ciao Federico, sì, ho salutato. Il buon Tomè. Allora, ragioniamo. Devo giocare sulle fasce, ragazzi, che c'è il bomber. Bravo col gioco aereo, ma no, ste robe, ragazzi, mamma mia, rimbambiti
Stiamo già offendendo la squadra dopo 30 minuti. Eccoci qua, tipicazione del Cume. Bellissima questa! Non ci credo, un passaggio degno del peggior... non lo so, del peggior Montari. Ciao, salutato. No, sono andato al crotone. Sì, ho scelto il crotone, ragazzi, perché volevo proprio partire dal basso, raga. Perché Serie B non avevo voglia, c'è nessuna squadra. Cioè, se il Venezia non mi va in Serie B, il prossimo anno, se siamo in B, ragazzi, si va col Venezia, chiaramente. Occhio, ragazzi, occhio, cerchiamo di non perdere. Questa è una diretta concorrente per la lotta a salvezza. Il Cume è ancora troppo scarso per questi scatti, eh. Ciao, Sidoti. Roba nostra, molto bene, dai, Fioi. Siamo fuori gioco, torniamo. Vai, portierone, bravo. Siamo già distrutti, molto bene. Molto bene, come fa le cose elementari, però il mio giocatore al posto di scattare si fa le pippe, allora è anche giusto, insomma. Sì, si chiama Delfino Pescara, ragazzi, perché è un po' delfino, ragazzi, un delfino curioso. È così il Pescara, ragazzi. Bisogna accettarlo con amore e ironia. Ciao Andrea Barberio, siamo in 68, ragazzi, saluto tutti, grazie per il supporto comendiano. Mamma mia, ragazzi, cominciano le partite collose, ragazzi, si comincia, si comincia. Però non si può fare a meno di PES, Fiori. C'era solo in live, PES. Ma no, ma che passaggio da puttana in calore, madonna. Ciao Luai Garmani. Esce veneziano subito, ma la vergogna... No, Fioi. Cioè, mi fa uscire subito. Io sono una pippa, però. Mamma mia, Fioi. Vaffanculo anche al mister. Questa patch diciamo che ha tutto tranne 3 squadre asiatiche, che mancano le licenze di 3-4 squadre asiatiche, però tutto il resto è perfetto, le europee, le sudamericane sono perfette, cosa che le altre non avevano. Quindi giocavamo tipo col Wii United in Libertadores, non è il caso. Dai raga, no. Che vergogna, ragazzi. Ciao Debo. Il mister mi ha già levato, ragazzi, una cosa molto indegna, però vabbè. Occhio d'Aquila. No, ragazzi, non prendiamolo. Bravo. Dai palladino, dai palla. Diventa un po' palladino, dai. Falci. Ma vaffancuore. Il trasferimento. Finisce qua Alessio Scida. 0-0. Inizio un po' così, Però bello, il calcio d'inizio mi è piaciuto, però. Vabbè, 76 ragazzi, PES porta sempre gente, è incredibile, raga. PES è PES, la storia di questo canale. Il Milan comincia con un 4-0, proprio un gioco, bene. L'Inter vince, Juve vince, tutte vincono. Un punticino preso, dai, un punticino portato a casa, non male. Aspetta, devo far vedere le statistiche, fare un po' cagare. Seconda giornata. Ciao Antonio. Ciao Antonio, sì, finalmente grazie al buon... annunciato, vabbè, chiaramente non mi hanno scelto. Partita scoppiettante. Avanzamento 83. Allora. Attenzione, ancora in casa, ma questa volta contro la Napoli, ragazzi. Prevedo cose un po' bruttine, Vabbè. Speriamo bene. Vai, raga. Crotone, Naples. Pippo Nicoletti. Ciao, Pippo. Ciao, Nico Basile. Ciao, Mattia Casetta. Un punto che fa morale, Fioi. Adesso contro il Napoli sarà durissima, raga. Ancora in casa, sono le licenze poetiche di PES. Vai. Vai Cume, subito il Cume buona cosa. Mi è piaciuta questa cosa del Cume. Ancora il Cume. Nei passaggi ho 60, tipo, qualcosa di abbastanza indegno. Attenzione Mertens, il folletto belga. Pippo Nicoletti, signori. Pippo Nicoletti, un uomo, una leggenda, anche lui della vecchia guardia. Tommaso Battistin, Mertens, eccolo qua, attenzione, un porco belga, ma ce la facciamo. Ok.
Ok, contropiedone del Crotone. Questo è un buon passaggio, dai che ci distendiamo. Vai, ma bello. Madonna, una squadra, tutti Andrea Pirlo, fioi. Ciao Maurizio Michelotto. Ciao Johnny, ti ho salutato. Hai ragione, devo tenere un po' la resistenza, però ho troppa voglia di fare bene, cazzo. Attenzione, mare chiaro, Amsic. Hon. In toscano pure, attenzione, Callejon. Dai, cazzo, dai. Passaggio da cioccolataio obeso e il Perossa, ragazzi. Le frasi celebri del Cume su sto gioco. Vai. Occhio, raga. Buttala via, Callejon. Mamma mia, fuori di un niente. Fuori di un niente. Dai, fioi, vogliamo almeno un'azione, cazzo. Prima partita veramente 0 tiri in porta. Chiaramente c'è il Napoli, una squadra che punta allo scudo, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ah, ancora niente, cioè, finché sbagliamo così i passaggi, però dobbiamo trovare un po' l'intesa. E lo sappiamo che all'inizio è così. Dai, raga, Gabbiadini, il Gabbia. Giocano con il Gabbia che è appena stato venduto. Cioè, hanno venduto al Southampton, non mi ricordo. Mertens di testa. Vabbè, se mi segna Mertens di testa me ne vado. Il Cume centrale di Palma. Ciao Andrea Zanfardino. No, Zanfardino, sorry. Mamma mia, il Gabbia, questo è gol. Ma perché ste robe? Perché ste robe? Gabbiadini porta in vantaggio il Napoli. Guarda che difensori che abbiamo. Mamma mia, raga, potevo scegliere una squadra più forte? No, il Cume deve complicarsi la vita con sti morti. Adesso il Cume si incazza, però, eh. Mamma mia, non tocco un pallone, fioi. Purtroppo gol di Gabbiadini, ma vabbè, ma col Napoli, fioi, cioè, non abbiamo speranze, cioè, lo sappiamo. Vai Cume. Qua vogliamo il Cume. Qua vogliamo il primo tiro del Cume. Buon tiro, ma sale Reina la para, grande Pepe. Questa era bruttissima, ma va bene. Ciao Stefanek, ti avevo salutato anche prima, ma ti risaluto perché sei un po' porco anche tu, come tutti noi. Vai, vai ragazzi, possiamo fare un gol in contropiede contro questi. Cominciamo... Ma Dio Cristo, no, non devo fare l'egoista, no Cume, no l'egoista. Hallan. L'uomo più contento del mondo, Gabbiadini. Attenzione a Callejon. Attenzione al Gabbia, il Gabbia è un buon giocatore. Mamma mia, grande portiere. Si è rotto Perotti, a cazzo, mi dispiace. Mi dispiace perché Perotti è un giocatore che piace molto, infatti Gagliani l'ha comprato ancora 2 o 3 anni fa, vaffanculo. Va Gulam. Stiamo soffrendo veramente tanto, eh. Dai che andiamo. 2 contro 3. 2 contro 3. No, così. Abbiamo perso un tempo di gioco, anche 2 forse, ma non ci credo. Calma. Adesso devi buttarmela in mezzo, vabbè. Vai Cume subito! E Pepe Reina la para. Non ci voglio credere. Ciao Kaidon88. Che mozzarella. Va bene, dai, ci siamo. Qualche tiro in più l'abbiamo fatto. Dai che va bene. E dove voglio arrivare? Mi piacerebbe riportare in alto il Milan, sinceramente, visto che in realtà è un po' impossibile, però sarà dura finché continuiamo così. Dobbiamo salire un po' con la bravura, siamo ancora scarsissimi con le abilità. Fallo. Siamo... Madonna, siamo tutti... Che cazzo facciamo i numeri? Siamo anche buoni a giocare. Ecco, persa, bravo. Koulibaly. Invece il Napoli è forte, raga. Cerchiamo di dosare le energie, ma è dura perché ho voglia di giocare, cacchio. Koulibaly, Jorginho, Hallan. Chi cerca di correre meno, va bene. Il Gabbia, attenzione. Che è la sorella uguale.
Il Cume di testa che è bravo, però non ce la fa, la prende, ma comunque recupera il Napoli. Il Napoli gioca molto in attacco, ragazzi, il Napoli di Sarri. Mamma mia. Cerchiamo di fare le cose semplici. Koulibaly recupera molto bene. Mare chiaro, dai ragazzi, però che spoccio. Proviamoci almeno un'altra azione. Callejon. Attenzione Marek, ciao Marek, Callejon ancora. Recuperiamo bene per fortuna. Jorginho. Non ci siamo. Mamma mia. Dai, toglimi ancora. Toglimi ancora. L'incoglionito di un mister. Nicola, fioi. Non volevo scattare, ma... Dai, però, freghiamoli sta palla, cavolo, forza Cume fino alla fine. Questo è un buon passaggio, ma siamo ancora lentissimi. Siamo ancora lentissimi, purtroppo. Michelotto, io ci provo anche, ma non tocchiamo una palla. Attenzione, Lorenzo il Magnifico, Insigne se ne va per il Gabbia. Dai, buttala su, porcone, porcone. Alla fine poteva essere un altro pareggio, un errore degli... Bella sponda questa, bella spondona. No, proprio non abbiamo squadra. Forse è stato un azzardo troppo grande andare al Crotone, la più scarsa di tutte le 20 squadre. Oh, mamma mia. Sarà un'impresa a salvarsi, È veramente un'impresa. Questo è un buon passaggio. Non processarla subito. No, così. Il Cume la recupera. Il Cume la passa, ma chi al morto la passa, ma non ci voglio credere. Potevo tirare a sto punto. Dai, 1-0. Ma per poco il gol al 90esimo, mamma mia. Dio Cristo. Potevo partire dal Cagliari, è vero, però volevo una sfida importante. Vabbè, ragazzi, con calma, ragazzi. No, scusate. Adesso contro chi siamo? Annuncio che il giocatore sarà il Cristiano. Cristianino? No, il porco. Sì, vabbè, ciao. Lionel, fioi. Ho sempre essere una squadra semplice. Per piacere non voglio partire proprio contro tutte le big. Dai, adesso becco la Juve. Lazio, si va all'Olimpico, raga. Altra partita di... Che calendario. Adesso la prima trasferta, il Cume se ne in trasferta. E Cume miglior giocatore. No, neanche ha giocato! E abbiamo vinto. Ma no, cioè non gioco e vinciamo. Vabbè. Va bene. Mamma mia, non mi fa neanche giocare, Dio Cristo. Va bene, avanziamo. Tanto abbiamo vinto, ma quella partita abbiamo vinto. Ma comunque, ovvio. Ciao Andrea Costa. La migliore squadra, Gabbiadini, vecchia, bella sta squadra. Allora, la prossima partita, vabbè, mercato finito. Si va proprio contro il Cagliari, ragazzi. Sempre in casa giochiamo noi. Il cupolotto del Crotone. Simula... Tanto salviamo, ragazzi, questi 4 punti fondamentali. Allora, salva. Ok. Sì, ci stiamo allenando, ragazzi. Sì, sto allenando tanto la velocità e il dribbling, chiaramente. Questa la giochiamo, meno male. Trotta, palla, Cordaz, c'è il palladino. Che comunque abbiamo una squadra, insomma, che... Non è certo una squadra che lotterà fino all'ultima giornata, però non mi sembra neanche una squadra impossibile, dai, cazzo. Qualche buon elemento c'è. Se segni come non esulto, sarà dura, ragazzi, sarà molto dura. Cos'è questo? L'anticipo. Alezio Scida, dai. Il Cume lo vedo in forma il Cume, qua il Cume c'è, signori. E questo è il gol. No, stoppa la cazzo, siamo in Serie A, se non la sai neanche stoppare.
Come che esultanze ho messo? Le solite, raga, le solite, che hanno fatto la storia del mio personaggio. Attenzione a Storari che è venuto al Milan, che bello. È arrivato al Milan con un contratto di 102 anni a 100 milioni a stagione, fioi. Mamma mia. Il Cume, spondona perfetta, dai raga. Ecco. Offside. Grazie Goz Gabriele. Cambia subito squadra. Attenzione il Cume, non c'è niente da fare. Hanno già paura del bomber ignorante di provincia. Arrivato dal Venezia in Lega Pro, 102 gol segnati in 30 partite. No, ho fatto i miei soliti 36 gol in 38 partite. La solita media comendiana del Venezia. Vabbè. Raga, non riusciamo a trovare la smarrita via del gol, fioi. E dopo senza di me vincono. Vabbè. E senza il bomber di razza. Ma un passaggio, uno ne chiedo, non tanti. Uno ogni 10 anni magari. Attenzione Diego Farias. Questa è bruttissima. Gol. Bel gol del Cagliari. Il porco di Sau. Sau la mette. 1-0. Ciao, tirami su. Fioi. L'è dura, l'è molto dura. Siamo lenti. Mamma mia, la vedo grigia. Ionita, rincoglionita. Sarà dura, sarà molto 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 dura. La rimonta della vita. Certo che siamo tutti belli rincoglioniti, Salomon grandi, raga. Storari, mamma mia che tiro di merda del sto. C'ho talismano Pado. Niente, non sente da fare. Ma non capisco perché li sbagliamo tutti i passaggi, però. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ragazzi, lo sapete. Ma quando il Cume si sblocca è come il ketchup, poi esce tutto quanto, fallo! Oh, porco! Ammonito. Speravo nell'espulsione, che se onestamente non era giusta. Il Cume voleva provare subito il tiro ignorante al volo. Questo però non era fallo. Madonna, siamo quasi a 100 spettatori, ragazzi. Vi ringrazio tutti. Ho su PES il Cume spacca. C'è da fare. Dai, fioi, dai. Ok. Ma perché scatti di là? Niente da fare. Non riusciamo proprio a trovare un filo di gioco. Dobbiamo migliorare, ragazzi, perché sennò la vedo molto, molto grigia, Dai, facciamo girare un po' sta palla. Niente da fare, niente da fare. Ciao, Mount Ronaldo. Ciao, Pancaldi Mattia. Mamma sei dura con sto crotone. Padoini, il Talismanus. Molto bene, dai che la recuperiamo. Dai che possiamo ancora recuperarla. Sì, magari se no vado in fuori gioco, però seria anche meglio, ecco. Mi basta un'azione come dico io e sono cazzi. Taxidis. Storari. Purtroppo non ci siamo. Ciao Mirko Pico. Niente. No, proprio Fioi. Attenzione, fuori. Ciao Franz Holland.
Bomber Coco. Viva Bomber Coco che fa le live. Anche Bomber Coco fa le live. Molto bene. Dai ragazzuoli. Questa può essere interessante. E niente da fare. Fallo! Ma dai. Forse mi sto nervosendo. Passaggio purtroppo errato anche del Cume. Ma io sono il finalizzatore, cavolo. Obiettivo riuscire a fare un tiro. Sì. È abbastanza dura, Beppe. Prendila, prendila, prendila. Ecco, mamma, non sapevo neanche stoppare, ragazzi. Poi PES 2013 è veramente una roba, tanta roba, raga. I bei tempi del tubo, quando si poteva salire senza algoritmi strani e soprattutto c'era ancora una community, diciamo, un attimino più sana, magari. Vai, bellissimo sto cambio gioco alla pirlo. E dopo avrà sto coglione. Cioè, io sono il bomber che fa ste robe. Dai pressing, dai pressing. E niente. Non c'è niente da fare. Ci resta solo trombare. Vai con le qualificazioni del Cume. Cosa mi ha preso? Io gioco sempre nel filo del fuorigioco alla Pippo. Ma che cazzo di cross è? Mamma mia. Il Cume degli anni d'oro. Niente fioi, bisogna avere pazienza. Speriamo, insomma, non voglio annoiarvi con queste partite di merda, ma ci vuole pazienza. Ottimo passaggio. I miei giocatori proprio sono delle pippe obese. Bravo Kume, che assist! Cosa mi ha preso? Cosa mi ha preso? Non ci credo, ne avevo fatto un assist alla Kevin De Bruyne dei tempi porci. Attenzione, sbagliano anche loro. Eccolo qua il bomber! Il bomber si libera! Tira! Non ci credo. Non ci credo, siamo anche sfigati. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ma no, così, Kume, no, così. Cosa andiamo a perdere? Non ci credo, non... Vabbè, dai, stiamo migliorando, raga. Non meritavamo di perderla assolutamente. Che sfiga. Che sfiga. Una sfiga a dir poco biblica. Siamo tredicesimi. Porca miseria. Porca miseria. Ma no, guarda, non ci credo, mi viene da piangere, era gol. Purtroppo non sono scelto. Vabbè. È andata così, ragazzi. Adesso vediamo di fare una trasferta. Vorrei giocare anche in trasferta. Stufo di vedere il mio stadio. Oh, si va a Bergamo. Adesso non mi convoca. Adesso non mi convoca, eh. Adesso se mettiamo che non mi convoca. Parti dalla panchina, beh certo, io non posso giocare fuori casa. Cioè, è vietato da PES. Non in Cina per i... Ciao, Sdav, un altro della vecchia guardia. Ciao, Mariano De Biase. Questo... Madonna, che sfiga, oh. Vabbè. Andiamo, ragazzi. Adesso vediamo senza di me. Ci sarà un Crotone... Real Crotone. È certo che mi ricordo di tutti, ragazzi. Cioè... Vai, vai palla. Vai palla, bravissimi. Guarda che azioni che fanno senza di me. Vai, Rosy. Guarda come giocano, ma guarda come giocano. Palla. Grandissimo. Grandissimo Crotone. Senza il Cume la squadra si trasforma. Ciao Stefano Longobardi, il buon Longo. Vai palla. Palladino ancora Berisce. Stiamo giocando un calcio scoppiettante, ma purtroppo non segniamo. Però dentro il secondo tempo, secondo me, è bello fresco. Possiamo dire la nostra,
Bomber Coco, signori. Che bello avere un Bomber Coco nella live. Rosy, sì, però, cazzo, Bomber Coco, se sei tu su una live, perché vieni qua? Nel senso, cioè, segui i tuoi iscritti, vecchio mio. Vai, trotta. Niente a fare, Raimondi para. Mamma mia, bravo Corda. Corda comunque finora ha fatto buone cose, colpevole sui gol subiti. Vai Trotta, guarda come giocano! Fuori di niente, ma come giocano? Ciao Jacopo Morici, ciao Eric Vergottini, altro idolo della Sud. Occio, bravissimo. Stiamo giocando benissimo, proprio un calcio meraviglioso. I miei giocatori fanno proprio schifo, cioè senza di me, attenzione Trotta. Il Cume si sta scaldando, attenzione, primi cori contro il Cume in trasferta. Ma il Cume risponde con un vaffanculo. Il Cume è così, ragazzi, un porco di provincia. Vai, aia. Occio, bravi. Calcio d'angolo, però. Gomez. Finisce un primo tempo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Vediamo se entra il Cume, il bomber di razza pura che ha fatto sognare Santel. Eccolo qua. È passato dal Venezia al Crotone. E subito la sponda. Subito sponda ignorantissima. Ecco, adesso gioco, guarda, adesso diventano deficienti. Bellissimo Cume. Bellissimo. Dai che stiamo giocando bene, cavolo. Giochiamo bene in trasferta, cazzo. Attenzione a Piniglia. Si è solo giocano di merda, vediamo. Molto bene. Dai che non stiamo giocando male per adesso. Ma ecco, ho sbagliato io. Ho sbagliato io purtroppo. Toloi. Fuori. Attenzione, entra Martarella, easy. Vai Spondona, molto bene. Facciamo salire la squadra, Cume. No, ma perché entro io e diventano delle pippe, madonna. Carmona. Attenzione Dramé. Fuori di molto. Sì, super umidità a Venezia. Ciao da Treviso, ciao bello, ciao. Sì, anch'io a Venezia per lavoro, ma mamma mia, una giornata. Non è possibile anche andare a correre oggi perché questo tempo. Il Cume sponda e la sponda c'è. Bellissima questa. Cosa fa? Mamma mia, ragazzi, anche il Cume però non è esente da cazzate. Tori è già calda, ho capito che Tori è calda. Quindi Vicenza. Non c'è niente da fare. Ottima sponda. Per un passaggio degno del peggior Cume. Però la recupera di cuore. Questa è una bella giocata. Questa può essere interessante. Di testa non ci arriva, cazzo, il mio punto forte, non ci arriviamo. Tiro da fuori, mamma mia! Cosa ha preso Beriscia? Ciao Francesco Amodei, ma non ci credo, che traversa indegna. Sì, che traversa, che parata, scusate, mi sto rimbambendo. Però il Cume non ha ancora avuto un'occasione super ghiotta. Ho bisogno dell'occasione ghiotta. Vai Spondona. E di tacco. Sponda sublime. E andiamo. Ecco la mia azione. Eccolo il bomber. Non ci credo. Il Cume si incazza come un porco. Siamo quasi 100, ragazzi, eh. Porca troia.
Veloce, ragazzuoli. No, no, Dramé, no! Bravissimo, qua ha fatto un intervento alla Baresi, Fioi. Il mio difensore. Calma. Adesso non crossarla subito. Sì, ma non crossarla così di merda, però. Non perderla, non perderla, bravissimo. E dopo il Cume dorme, siamo lenti come proprio... Come Yosemari dei tempi d'oro. Niente. No, no, il Papu. Bravi che la recuperiamo, ora che potevamo stravincere con l'Atalanta, veramente, abbiamo giocato benissimo. Adesso addirittura la perdiamo, magari no, bravo ancora. E il Cume la recupera, ma finisce 0-0. Grazie Nick, pagami sta vacanza, se si 15 gol stagionali, compresa la Coppa Italia, anche perché vinciamo la Coppa Italia, vince. Almeno muoviamo la classifica, però ragazzi. È dura. Ciao, ciao Fel. Grande vecchio, ciao vecchio mio. Siamo in 99 ragazzi, dai che arriviamo a 100 come i super tempi d'oro. Però è pazzesco, cioè, veramente, siete veramente fenomenali a seguirmi comunque così, cioè... Crotone Fiorentina. Ciao Mato28. Ciao Simone Canfora. Attenzione, primo striscione per il Cume. Cume, sei un bomber, te le trombi tutte, ma per piacere un gol. E qua ci sarà il gol, raga. Dopo questo striscione non si può non segnare. Passaggio veramente bello. Mamma mia, per poco la prendevo. Ilicic. Badegione per il Berna che prova un numero veramente bello, ma la perde. Il Cume fa un bel passaggio a Kalinic. Grandissimo assist del Cume per Nicolino. Non ci asiamo. No, cos'è sta roba? Mamma mia, panico puro. Sanchez. Anche i tacchi adesso. Ciao Teo Zenza, il buon Zenza. Ciao Ilicic. Bravo Cordaz. Mi ricordo dei gol fatti su PES, ragazzi, che veramente era tanta roba, eh. Bravo Kume. Beh, bella. No, passa la prima, siamo proprio lenti nei passaggi, lenti. Sanchez. Dix. È il mio momento, non riesco neanche ancora a fare azioni degne, porca miseria. 23esimo. Ottimo, e le sponde però tutte perfette, chiaramente, eh. Bella questa! Perché non me la passano giusta? Perché? Beh, su Leeds United, ragazzi, c'è... robe turche proprio. Niente, adesso devo fare la sponda, perfetta, non mi riesce. Vaffanbrodo. Fuori gioco, non so di chi. Attenzione, il Cume inizia a incattarsi con i suoi compagni, perché è stufo di vedere una squadra così. Attenzione, le prime polemiche in casa Cume. Altra ottima sponda. Cos'è fuori gioco? Fallo. Il Cume, bella sponda anche questa. Sto regalando sponde a gogo. Niente, noi a centrocampo siamo sempre in... Le sbagliamo tutte, cazzo. Noi non so come si banano le persone, ma no, ma noi non bagniamo nessuno, dai. Ciao Nick, ciao Nick. Ciao Rudy. Cos'è fuori rigore? Cazzo è?
Ah, punizione, meno male. Ilicic, se ne guardare là. No! Traversa piena. Meno male. Vai contropiede, vai contropiedone, vai contropiedone. Bel contropiede, vai Comendone a Stori, contro Stori. No, ragazzi, ma quanto lento sono. Fallo, brutto anche. Brutto fallo. Il come si incazza. Cazzo vuoi? Cazzo guardi. Sì, il talentissimo veneziano è veramente un bolso obeso in questo momento. Spero ha ammazzato Sanchez, fioi. Bernardeschi, il Berna. Finisce 0-0 primo tempo. Non ci siamo, raga, non ci siamo. Fatica immensa per il bomber. Morca Valero. Siamo leggermente in fuori gioco, stiamo pascolando in cerca di figa, probabilmente, no? So. Niente, proprio siamo di una lentezza disarmante. Mi viene un po' da piangere, siamo scarsissimi, cazzo. Sanchez. Ocho, bravi, almeno quantomeno stiamo difendendo, veramente tutte partite collosissime. Buona questa, buona questa. Sì, ma io non devo andare in fascia, madonna. Recuperiamo un pallone a centrocampo, niente. Tromber al posto di Bomber, sì, concordo. Non ne azzecchiamo una, no, occhio Nicola, mamma mia. La coppia Royce-Kume è un po' fallito, in quegli anni. Ecco la tipicazione del Kume, ma Stori ancora. Gli schemi kumendiani ci sono, ma non riusciamo a metterli in atto. Sanchez. Vabbè, ma lasciatelo perdere Bomber Coco, dai, non è un problema il piccolo Bomber. Attenzione al Kume, bel passaggio del Kume. Bravissimo! Questo però è veramente al limite, Vara Sanchez, mamma mia. Niente da fare, nulla da fare, nulla da fare. Nicolino Kalinic. Il Kume non ce la può fare con lo scatto, e invece ce la fa! E invece ce la fa il Bomber. Ah, volevo prendermi il fallo, invece non prendo niente. Peccato. Sanchez, ancora Fiorentina. 81esimo. Occio. Ilicic, Kalinic. No, adesso Kalinic fuori. Per fortuna per il momento. Per fortuna abbiamo almeno la difesa che tiene, cazzo. 101, signori! Cosa fa? 101. Torniamo sopra la doppia cifra. 102. Ragazzi, vi ringrazio in maniera devastante. Purtroppo sto un po' deludendo le attese in questa prima. Ah, mi ha levato anche. Ah, bene. Vabbè. Adesso segnano, se segnano me ne vado. A giocare a Giulia che passione. Guarda, tutte le recuperano! Ma tutte le recuperano! Mamma mia. No, non penso di fare NBA sto anno. Niente, partite tutte così per il momento. Ma ragazzi, ma Bomber Coco è fondamentale in questa chat. È il piccolo Bomber che ci dà il modo. Comunque dai 6 punti. Il Napoli, ragazzi, sta andando bene. Ok. 5 partite, 0 gol. La crisi continua. Team Cup. Team Cup.
C'è la Team Cup. Ah, bene, non mi fa neanche giocare in Team Cup. Adesso vinciamo. Scommettiamo? Dove siamo? 0-0. Però la vedi, insomma, facciamo un po' fatica a fare gol. Team Cup ritorno. Vabbè. Team Cup, vediamo se sblocchiamo in Team Cup, ragazzi. L'andata 0-0 a Crotone. Vediamo cosa combiniamo a Udine. Sui giornali locali cominciano un po' a criticare il Cume. Ah, siamo con la maglia bianca, allora vinciamo. Cominciano però un po' a criticare il Cume perché forse se la tira un po' troppo. L'hanno avvistato. Si allena tanto, ma l'hanno avvistato anche nei pub locali. Non a bere, ma a rimorchiare le fanciulle. È così. Almeno questo, cazzo. Intanto non segniamo. Almeno cerchiamo di segnare altri gol. Attenzione, Matos. Ok, me la lasciano a me. Perfetto. Madonna, sti passaggi. Attenzione al Cume. E la fregano dopo 32 secondi. Sto cercando un attimo di concentrarmi perché non capisco, non comprendo tutti sti problemi. Non riuscire neanche a fare azioni, perché fondamentalmente facciamo pochissime azioni. Vai, Spondona, bravissimo. Sulle sponde siamo i migliori d'Italia, però, eh. Guarda Scuffet, incredibile. Attenzione, questa può essere un'occasione. Tira, tira! Un solo grido, si alzerà, non segniamo proprio mai, anche se non fa rima. Questa è la triste storia del bomber del Crotone. Ma perché scappa via? Attenzione, il Cume di testa! Primo tiro di testa, Scuffet spara. Ragazzi, non mi offendete, bomber Coco, per piacere. Attenzione, Matos. NBA no, vecchio mio, NBA non lo so sinceramente, è un gioco troppo lungo da fare. Prendila, prendimela. Spacca la porta, Cume. Scuffet non sicurissimo. Hanno paura di mettere di testa. Scusate, raga. Ma perché la passate così? Non ci voglio credere, madonna. Ottima anche questa. Dai, fallo, ma per cortesia. Ma davvero sto arbitro, l'uomo dal volto pressoché inguardabile, ma dai, ma per cortesia. Mamma mia che nervi. Felipe. Quando arriverà il primo gol del Cume non si sa. Prima non so se hai mai fatto una striscia così a inizio stagione di... Non mi ricordo quando, forse la stagione con il Leeds ho segnato la prima di Coppa, forse. Non mi ricordo però. Altra tipicazione del Cume, vediamo se riesce. Ormai sono in fuorigioco, rincoglionitis. Niente, ancora Udinese, mamma mia.
È questa? No, ste robe, però come... Guarda che ti vendiamo il prosesto, cazzo, con tutto il rispetto. Tiro in cielo. Entra il palla, signori, pallacume. Buono. Ottimo. Niente, raga, non arriva il gol. Cioè, non arriva di nessuno. Ma basta! Mamma, mi sto nervosendo, stai calmo. Com'è che se no andiamo a giocare a Giulia che passione? Hai ragione, Patrick Meneghetto. Mi devo dare la lippica. Ha ragione, ha ragione. Kumas. Eccolo qua, il Kume vuole rispondere alle critiche. Vuole rispondere alle critiche il Kume. Vuole rispondere il... Si risponde il telefono, pronto, ciao, sono il Kume. Vaffanculo, va. Siamo lentissimi, siamo. Il Kume di sinistro! E ancora. Di sinistro, tiro che sono destro, Cristo santo. Come non ci può arrivare neanche su questa. Dai, freghiamola, niente. Qua, Zapata. Widmer. Zapata. Ancora, corrisponde, siamo i numeri 1 però, Altro fallaccio del Kume. Altra sponda. Sponda simulator, fai. Bella questa azione dell'Udinese. 105, mamma mia. Non segneresti nemmeno con una sedia in porta. Ma vai a fare in culo, dai. Ma per cortesia. NBA, c'ho tanti me lo chiedono, vediamo, dai, potrei... mister mi ha levato, è molto deluso. Mamma mia che gol di Perica. Incredibile gol di Perica, un porco in campo. Gol. Mamma che gol. Sì, mi sono reso conto che siamo 105. Attenzione, brutta immagine del Kume che butta via una bottiglietta e manda a fare in culo Nicola. Signori, comincia area di attrito in casa Crotone. Sono anche a parlare, fioi. Pazzesco, cominciano i primi problemi, c'è poco da fare. Guarda come perdono tempo, vaffanculo. E si esce subito anche dalla Team Cup. Vabbè, meglio così, dai, almeno non mi stanco. Il Kume rischia uno stop, adesso vediamo Nicola, però si è incazzato di brutto il Kume. Sì. Mamma mia. Ciao Mr. Magic. Vabbè, fuori dalla coppa. Bene, ma l'inizio scoppiettante proprio. Come siamo messi a velocità? 70. Sembra che messi male, ragazzi. Attenzione, siamo contro la squadra che voglio scegliere di più di tutti, cioè contro l'Inter. Infatti non gioco, ma vaffanculo, va. Adesso vinciamo. Ma che vinciamo? Ma che vinciamo? Perdiamo 1-0. Mamma mia, ragazzi. Vogliamo NBA. Sono veramente messo male, fioi. Come ci sta ripensando, fioi, cioè, veramente siete tutti pro numba, come si suol dire. Contro chi giochiamo col Bologna? Non è che hai visto, che cazzo, li stiamo prendendo tutto. Oggi faccio parte titolare, grazie.
Ah, ancora con l'Udinese. Ma c'abbiamo una terza divisa? Non credo. No, infatti. Allora mettiamo noi la bianca. E lo mettiamo... Sì, proviamo così. E cerchiamo di, non so, esorcizzare qualcosa. Torniamo a Udine. Il Cume aspramente criticato. Mamma mia, Fioi. Sono nervoso, proprio mi rendo conto della salivazione azzerata, capacità di dialogo pari allo 0, capacità di formulare senso compiuto pari al 3%. Cioè, poi quando con le dirette su PES puoi parlare ogni 3 secondi così freneticamente, Fioi mi rimbambisce tutto. Quindi è per quello che non segno praticamente la scusa, ragazzi. Sto un attimo riposando, ok. Buono. Allora. Ma sono stufo di giocare contro l'Udinese. Otto Zapata. Mamma mia, fuori di poco. Grazie, Darkstar. Mamma mia. Sto prendendo gli insulti da chiunque. Ma il Kuma è una storia che parla. Tutte le playlist di PES, ragazzi. È solo un momento. È solo un momento. Passerà presto, speriamo. Fofana. Vado. Vidmer. Se no ragazzi a gennaio si cambia, cioè nel senso... Ma perché? No, ma perché un passaggio alto che sono... Oh, no, però ragazzi, cioè, veramente non ho parole per descrivere questo scempio. Bellissimo. Attenzione, c'è la Kume Cam. Come vaffanculo. Che belli, i miei tifosi sono praticamente incazzati neri. Sì, però, adesso, ragazzi, spiegatemi voi come, cioè, cioè, per me è impossibile fare qualcosa. Guarda come si buttano quelli dell'Udinese. Ancora! Cioè, ok, io sicuramente non sono nel mio momento migliore, però... Cioè, anche sto crotone, sinceramente. Però le spondone ci sono sempre. Bravo. Dai ragazzi, sto un attimo... Vediamo se parlando di meno magari... Ecco. Cioè, ma cosa posso fare, Fioi? Niente, non c'è nulla da fare. Non farlo passare. Vabbè! No, vabbè. Come stai calmo? Metto livello facile. Ragazzi, non è colpa mia, Fioi. Non incazzatevi. Non c'entro nulla io. Sono solo un povero ragazzo che aspetta la palla. Ecco. Vado in Cina, sì. Vai. Il Cume si è rotto i coglioni. Zapata. Ah, Dio mio. Dai ragazzuoli, su. Ecco, persa anche questa. È frustrante, raga, ma porca mia, ma perché cominciamo così?
Niente, non va per il momento, non va. Buono. Questa è bella, questa è bella. Fioi, cioè, è veramente incredibile. Io provo a tirare subito perché non ho né dribbling né velocità, ma comunque me la fregano. Comunque me la fregano. Buono. Bella qui, questa è buona. Questa è buona, mettimela bene. Vabbè, basta però, eh. Mamma mia, crepa. Ma basta di sinistro, ma siamo... Ma come basta? Tira un esterno, Cristo. Ah, Dio Cristo. Questa partita qua meritiamo di vincerla, cioè... Sì, vabbè. Il gabbiadini dei po'. Sì, ciao, ciao, ciao. Ciao, bell'uomo, ciao. Sono il bacca dei poveri, altro che... Devo rispondere alle critiche. Ma non se la sa neanche stoppare. Mamma mia, fino a che metto livello iper facile, faccio 2000 gol. Solo per l'incazzatura. E vabbè, ciao, ciao amore. Però, gran madonna cosa ha preso Cordaz. Mamma cosa ha preso Cordaz. Stanno tutti morendo, mamma mia, come riceve i peggiori insulti, è giusto così, stiamo facendo cagare. Come i veri giocatori, critiche. I miei campioni devono rispondere... Dai, almeno qualcuno! Carnezzi spara. 108, specialità, proprio oggi ho il pienone, stiamo facendo cagare, bene. Sono queste le soddisfazioni della vita. Grazie Poleyman, ti volevo tanto bene. Ora non te ne voglio più. Sì, però, cioè, non segno, però ho fatto 3 tiri in porta, però. Fallo. L'American Cup mi piacerebbe portarla in live. Dai, cazzo, il gol di rapina, un po' di casino. 0-0. Ah, ma sì, però, cioè, non segnano loro, ma non segno io, ma non segnano neanche loro, però, cioè, io mi paro il culo così. Dai tempi di Belfodilla. Intanto siamo 14esimi, siamo nell'obiettivo salvezza, intanto. Grazie ragazzi, io non c'entro, io non mi sento di avere colpe, la squadra fa cagare. Ciao Franci LOL. Oh, ecco, adesso con la pioggia si segna. È così ragazzi, è scontato veramente come non lo so. Oggi si segna, raga. Con la pioggia il Cume è veramente come Schumacher. Con la pioggia diamo il meglio, vai. Sì, 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 la vedo già risultanza. Eccolo qua il gol, siamo già pronti. No, scusa, ma perché se n'è andato il mio giocatore? No, mi viene da piangere, mi viene da piangere. La diretta più bella della storia. Per la storia di YouTube questa diretta. Ah, devo segnare, fioi. Adesso un attimo di concentrazione, ragazzi, perché...
Niente, la perdiamo continuamente. Ma no, alta, no, alta. Qua sbaglio io. Bella, bel recupero. E non me la passa. Oddio. Devo stare tranquillo perché adesso sì mi sta salendo il nazismo, eh. Ok, recuperiamo sta boccia. Ok, vai che andiamo. Vai che andiamo, vai che andiamo. Fiori, il mio giocatore non la stoppa. Cioè, io non so cosa dire sinceramente. Niente da fare. E Donnarumma è più forte in attacco, che bello. Ancora stop sbagliato. Eh sì, la diretta ci vuole, altro che la diretta. Allora. Niente, la perdiamo. Bravo Cordaz. Mi dispiace che problemi con la diretta per Perretti. Guarda che la perde. Buono. Niente, nessuno dei miei fa qualcosa. Ah, me ne vado se continua così, me ne vado subito. Non posso, è una squadra inaccettabile. Il Cume è incazzato nero. Buon passaggio questo. Calcio d'angolo, tanto non facciamo un cazzo. Ah, finisce il primo tempo anche giustamente. Tutte le partite 0-0, impressionante. Mai visto un inizio del genere? Può capire, cioè, succedono sicuramente. Allora, calma. No, non allunga. Mamma mia. Sì, ma perché? Cioè, ma cosa ho fatto di male per meritarmi una squadra così? Ragusa, brutto contropiede questo. Eh sì, dobbiamo, ragazzi, tutti quanti ragazzi nuovi. Cos'è rigore? Perché leggendo la chat, no, forse spero di no. No, no. No, ecco, per tutti quelli nuovi, guardate le playlist PES Leeds United, là era il vero Cume, non questa cosa orrenda. Attenzione, questo è un bel contropiede. Guarda che lento! Non ci credo! Non ci credo! Dai, Cume! Ho fatto un bel tiro, ero stanchissimo. Non ci voglio. Vabbè, però siamo anche sfigatissimi, eh. Vabbè. Non è destino. Una volta il Cume sapeva. Andrea Bonomo, sempre gentile Andrea Bonomo, un bel ragazzo. La ringrazio, Bonomo. Esce anche il Cume. Beh, il Cume Falcao. Qualcosa di memorabile. Sì, però non sei. Dai, segnate almeno voi. Niente da fare. Non segna nessuno. Vabbè, intanto io qua mi sparo non so cosa.
Dai cazzo Kume, ti ho il Fanta, sì. È un Kume che deve andare dall'analista, depressione kumendiana, vabbè, ma ma le dirette sono... Oddio. Questo è fatto un po' male, Fio, questo devo un attimo rivederlo. C'è un giocatore mezzo bianco e mezzo nero, va bene. Ogni tanto qualche bug ci sta nelle patch, purtroppo. Comunque partite molto, molto belle, cioè tutte 0-0, Fioi. Si è fallita la mano. Dai, Clayton. Mamma mia, che depressione. Vabbè, una bella diretta, ci accogliamo un po'. Oh, no, Matri, non ci... Oh, è colpa mia dopo. Allora, ma stai zitto. Ma che squadra ho, mamma mia, che squadra di merda. Mamma, che squadra di merda. Mamma mia, che squadra. No, ragazzi. Mamma. Mamma mia, che squadra. Mamma mia, no, silenzio stampa, silenzio stampa. Non so cosa dire. Meno male che solo ci ha messi ma no, Fiori, c'è da piangere. Beh, la mia squadra del mese non ci sono, ma che strano, cioè, non c'è nessuno della mia squadra, molto strano. Molto... Oh, sì, è l'Olimpico, no, non mi fa giocare con le big, non mi fa giocare. Ah, mi fa giocare all'Olimpico. Beh, il gol all'Olimpico è quotato tipo, cioè, a 100 praticamente. All'Olimpico, signori. Fai tornare il Bode, Fella, hai ragione. Però il primo gol segnato col Verona è proprio all'Olimpico. Io ci credo. Io ci credo. Questo è un match impossibile. Però il primo gol col Verona nel PES 2013, sì, 14, non mi ricordo più. Proprio proprio all'Olimpico. Vediamo se il destino è buono con me. Non vinciamo più neanche le sponde ormai. Ecco. Perotti. Totto. Francesco Totto, signori. Non vinciamo neanche più le sponde ormai. Nainggolan. Totto. Francesco Totti, Perotti. Dai ragazzuoli. Facciamo girare sta palla. Buono questo. No, sono in fuorigioco, no, no, no. Ah, peccato. Totti. Strottman. Ormai la voce del Kuma è sempre più mogia. Totti. Tanto io rientro con calma del fuorigioco. Aspetta, rientriamo. Niente, mi recuperano sempre in ogni modo. Sono sincero, così c'è poca possibilità di fare qualcosa. Abbiamo una squadra troppo scarsa. Forse ho azzardato troppo col Crotone. Era meglio forse partire con una big di Serie B. Ritornano le sponde. Niente, le sponde che servono le sbaglio, vabbè, cioè... Dio Cristo.
Sì, era meglio, sì, una squadra media, medio-bassa, ma proprio il Crotone è impossibile. Mamma mia. Tantalo. Ok. Giochiamo facile, dai. Beh, bello sto passaggio, bellissimo. Ah, Madonnina del Signor. È un giocatore da premio. È un giocatore da patronato che avrà sì, però. Ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. Il nuovo 18, eh sì, sono il nuovo 18. Bello, cioè, raga, no, raga. Quando arriva gennaio? Sto dormendo. Il cume in silenzio, raga, silenzio stampa, fai. Ma che roba è? No, vabbè, cioè, mi sto rompendo tanto i coglioni adesso, però. Florenzi. Bruno Perez. Tocca andare in difesa per vedere il mio giocatore. No, guarda, mi sto rompendo i coglioni in una maniera, raga. Ma non cioè, mi sto divertendo con voi, ma. No, mai visto una squadra così? Mai vista al mondo? Vabbè. Niente da fare. Ma pioveva anche prima, ragazzi, non mi ricordo più. Ma pioveva prima. Oddio. Ormai non mi ricordo neanche più il meteo. Oh, finalmente un... Dio. Un'ora e 20 e manco un gol. Per la diretta continua fino al gol del Q. Sì, sì, ormai sono andato, ragazzi, ufficiale. Non mi ricordo neanche se prima c'era la pioggia o no. Vai, sono uscito. Vabbè, ragazzi, parliamo un po' di Giulia che passione. È un gioco bellissimo. Cioè, Nuanco hanno messo, cioè, che vergogna. Gol! E c'è il gol del Crotone! Palladino l'ha messa! Palladino l'ha messa! Esce il Cuve e segnano. Grandissimo! Grandissimo, che forse la vinciamo. Stiamo buono, stiamo zitti, cazzo, ecco, ho parlato. Sarà? Mamma mia. E siamo in vantaggio, e siamo in vantaggio. Il palladino l'ha messa, il palla l'ha messa. Possiamo vincere a Roma. Perché vinciamo e qua ci sblocchiamo se la vinciamo. Stai zitto, no? E si va a vincere 1-0 all'Olimpico, non ci credo. E si va a vincere, partita pesante. Comunque il Cumedone è sempre 6 se lo prendi in pagella.
E si va a vincere, ragazzi. Adesso ci sblocchiamo. Intanto siamo salvi per il momento, intanto, con una squadra come il Crotone. Siamo contro Palermo. Si va a Palermo, signori. Grandissimo. Palladino, uno di noi. Guarda che bello. Quest'anno l'obiettivo è vincere la classifica e marcatore. Ok, vabbè, il primo anno un po' così. Cioè, ragazzi, abbiamo 18 anni, eh. Cioè, 18 anni, non è semplicissimo. Vai. Ciao Vittorio Benoni, a grande Vittorio. Vai raga. Stadio Renzo Barbera. Come non sappiamo più come insultarti, questo è lo striscione dei tifosi del Crotone. Palladino in una recente intervista ha affermato: il Cume, se non gioca vinciamo, se gioca perdiamo. Grazie. Ciao Tinko. Cioè, ma guardatelo nei movimenti, ragazzi, è tanto lento, però. Attenzione, il Cume in aria. Poi, queste sono le mie azioni, queste. Non riesco a muovermi. Chiaramente non posso fare trick, numeretti, niente. Cioè, io non lo so. Cioè, la solita girata e tiro è sempre stato il marchio di fabbrica del Cume. Non riesco proprio a fare niente. Fuori. Madonna, veramente striscioni sempre più pesanti anche a Palermo. Che i tifosi del Palermo criticano il Cume. Tutto il mondo contro il Cume. Neanche più le sponde, ammazza solo giocatori il Cume. Devo farmi mediano, cazzo. Oh, Alessio Musetti, eccolo qua, fiori. Dopo tanto tempo è tornato. Mi viene da piangere, mi viene da piangere. Ma segnane almeno. Mamma mia, no, fiori, mi sto vergognando. No, questa diretta sarà cancellata dal tubo. Mamma mia, fiori. Non capisco perché quando me la devono ridare sbagliano sempre. Vedi, quando serve non vincono mai nulla sti stronzi. Niente da fare proprio, niente da fare, Grande Alessio, va bene lo stesso. Mamma mia, ragazzuoli. Disastro puro. Ciao Luca Silveri. Ciao Manuel Deste. Sì, vabbè, almeno le risate porto lo stesso, però sono sincero, mi stanno un po' girando i coglioni perché cioè, non è possibile non fare neanche un gol. Mamma mia. Ma meno male che almeno il portiere è buono. Dove sono finiti i tempi d'oro del Cume? Parata di Guddo. La depressione, la depressione. Manca De Mazza alla sinistra, sì. È vero. Nestorowski. Vabbè. Mi sto stancando come un porco.
Ecco, grazie per questo bel passaggio. Goldaniga. Ciao Kume, come va? Male, molto male. Sì, però veramente partite di merda, cioè... Adesso con tutto rispetto, però veramente non capisco sto crollo. No, 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 lasciala! Vai Kume! Vai Kume! Che bravo, che simpatico che sono, vai Kume! Niente, non facciamo, non si può fare niente. Ah, basta, Dio Cristo! Un passaggio giusto, Madonna Santa. La scarpa d'oro non è lontana. Le mie dirette sono sempre interessanti, ragazzi. C'è poco da fare perché. Non riesco a fare nulla proprio. E fallo, vabbè, ogni cosa è fallo. La sponda d'oro, Fiori. Questo è bello. Ma sono lento. No, Fiori. Eh sì, la classica azione del Kume è diventata stop e palla persa, è vero. Ma adesso che poteva passarmela bene. Madonna, madonna, madonna. Bara, questo era bello. Ma dai. E come? Non ci credo sulla linea. Non è proprio destino, però. Non è destino. Non è destino. Ma il Kume! Palo del Kume! Palo! Salvataggio sulla linea e palo. Salvataggio sulla linea e palo. E esco anche fuori. Ma vai a fare in culo, va. Non ci voglio credere, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, quella Madonna della Santissima. Dai, me lo segniamo, ma vaffanculo, va. Fallo del... Allora, guarda come ve la godete voi bastardi. Siete delle merde secche, siete. Tutti quanti. Ma appena mi sveglio, tutti quanti in silenzio perché il Kume deve risorgere. Sì, vabbè, ciao, Fiori. Il Kume tornerà, ecco, dai. Parliamo semplice perché proprio non ci siamo oggi, in tutti i sensi. Dio Cristo. Sono tutti che ridono, grazie, grazie ragazzi, grazie. Grazie, nerdaccio. E se la godono loro. E continuiamo con gli 0-0, cioè gol fatti, madonna, mi piace. Pazzesco. È Crotone e Milan contro la mia squadra, adesso mi risegna il Milan. Dai, col Milan magari, col Milan. Grazie come per queste emozioni, sì, vabbè, è andata a fare in culo, andata. Che palo che ho preso, Dio Cristo. Contro la mia squadra, ragazzi. Kume è veramente polemico con la porta che si è ristretta perché un palo così, veramente, cioè, da 1 metro. Siamo contro i rossoneri. Contro la mia squadra dell'Ofeu. Dai, contro il Milan segniamo, cazzo.
Cioè, c'è Gabriel e no Donnarumma, Fede. Questo può essere... Comunque penso sia record negativo, eh. Un record negativo, mi sembra. Cazzo, quel Palermo era gol. Era gol, Dio Christiansen. Il palo, sì. Mi devo riscattare. Troppe polemiche, anche in chat. Troppa gente che insulta il Cume. E bisogna adesso rispondere. Ma perché? Ma perché potevamo fare un cross decente? Non mi dà il fallo questa merdina umana. Ah, santo Dio. Bello che neanche con le mani, fioi. Bertolacci. Abate. La diretta più bizzarra del mondo. Cume atterrato in area ma non è rigore. Chiaramente. Ma la poteva passarmela giusta, il Cume la recupera. Questa è una volta nazioni cumendiane, adesso non dribbla prova, sono proprio troppo lento. Sono troppo lento. Kučka. Gol di Kučka, bel gol. Bel gol di Kučka. Almeno vediamo qualche gol, ragazzi, degli avversari, è già qualcosa. Cioè, ma neanche sti passaggi, però, cioè... Non potevamo giocare a fare simulator, Aerotrack, no? Cioè, ma da fermo! Ma ragazzi, io non posso fare niente su si stop. Cioè, non è possibile. Ma sbaglia gli stop elementari. Cioè, Fiori, veramente mi stanno girando i maroni, però, Mamma mia. Cioè, sono sincero, ragazzi, se non ci diamo una svegliata, veramente andiamo a giocare Aerotrack. Aerotrack sponda Letor. Cioè... Ah, sto qua fino alle 3, Fiori, oggi, non mi interessa. Oh, c'è Kučka. Guarda che sponde, guarda che sponde. Ormai tiro da qualsiasi posizione. Non ho più veramente la lucidità, sinceramente. Oh, un bel assist. E niente da fare. Guarda come me la passa. Passamela ancora dopo, no? Mamma mia, che nervi. Se Bertolacci segna il volo così, veramente me ne vado, Ma che passaggio è? Va bene. Ma perché tutti i passaggi a me? No, vabbè, ma c'è qualcosa che non va, c'è il cupolotto. Tutti i passaggi per me in attacco sono sbagliati.
Fallo. Un puntonazzo proprio. Rosso forse. Ma speriamo. Mandami a casa. Mandami a casa. Mandami a casa. Ragazzi, vi sto leggendo. È tutto che sono talmente incazzato che... E si divertono qua. Sti stronzoni. Maledetti. Sempre sbagliati. Non fanno mai la cosa giusta. Cioè, è frustrante. Io vi consiglio di provare, una diretta così. Ve la consiglio. Il pianto del Kuma. Proprio sono in una crisi senza fine. Va, doveva ridarmela subito e non me la dà quel figlio di Troia. Buonaventura, Buonaventura. Fuori. Sì, chiamo la palla perché non ce la faccio più. Perché sono un uomo finito ormai. Questo è il mio problema, ragazzi. Che non ce la faccio più, sto sclerando. Se può essere lo sclero del Kuma in diretta. Non so più cosa fare. Grande Kuma. Vaffanculo. Una cosa positiva è la classifica, che fondamentalmente col Crotone non siamo messi male. Si va a Bologna, che è una bella tradizione per le ragazze bolognesi, che sono molto brave con la boccuccia. Vediamo se segniamo qua. Allora. Sì, c'è sempre il magazziniere. Il Poleima, ragazzi. La palla non riesce. Vabbè, stiamo in panchina e ci spippettiamo, dai, è l'unica cosa che possiamo fare ormai. Però neanche un 3-0, ma neanche degli avversari, cioè nel senso, una partita piena di gol proprio non esiste quest'anno, cioè... Mi sembra strano, porca trota. Anzi, porca trotta. Kuma e Gabriel Garco. Cioè, senza di me sarà calcio spettacolo, calcio bailado. Fuori gioco, ma che tiro, madonna di Rizzo. Mamma mia. Beh, qua stiamo giocando di merda per adesso, anche senza il Kuma, almeno una consolazione, ecco. Mamma mia, che Bologna. Occhio. Mamma mia, stiamo prendendo le bombe, eh. Stiamo prendendo le bombe. Guarda il palla come gioca senza di me. Dopo ci sono dei problemi incredibili nei passaggi. Una roba impressionante. Niente da fare. È arrivata un'offerta dal Real. Madonna. Vai, secondo tempo, entriamo in campo per fare la nostra solita figura di merda. Vai che andiamo. Destro.
Entro io, eccolo qua. Mamma mia. Beh, sì, campionato del Vaticano, sì, assolutamente. Dai, fioi, dai, fioi. Supportatemi, per piacere, so che l'avete già fatto da tantissimo, ma ancora un pochino. Adesso deve arrivare il gol, ve lo prometto, però ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi. Mamma. Mamma mia. Dai, dai. Ma no così, ma no così. Perché ste robe? Vedi, non riesco neanche a recuperare i miei soliti palloni, cioè quello è il problema. Il Come la salva per poco. Oh, finalmente ecco, e la sbaglia. Attenzione. Non ci credo, me la para. Dai, Kume. Dai, almeno c'è un po' di cuore adesso. Niente, non vuole entrare, non vuole entrare. E il Kume la recupera. Ma non è fallo mai! Ma non è fallo mai! Ma non è mai fallo. Ma non ci credo. Dai, cazzo. Vai! Fuori gioco. Dai che il Bologna lo vedo in difficoltà il Bologna. Dai che può girare che adesso segnano. Eccola qua. Eccolo qua. Grazie Black Viper, a qualcuno è dispiaciuto per il Kuma, la ringrazio. Fallo non fischiato. Pazzesco però, eh. Vai Kuma, corri, corri Paolino. Ecco, adesso è colpa mia ragazzi. Cioè è un uomo morto, è un morto in campo. E quando serve la sponda la sbaglia. E non la passa a me chiaramente. Siamo tutti pronti a esplodere, anch'io. Ma non arriva. Dai, non mollare. Sto tutti che ridono. Guarda, le merdacce umane. Questa è buona. Sì, però non può perderla così. Cioè, ragazzi. Cioè, non è possibile. Vabbè. Lo so che non bestemmiare ancora. Lo so io perché. Tutti pareti, 1000-0-0. La miglior squadra non ci sono. Palla di in altro anche.
Martinella chi era? Crotone Chievo. E continuiamo con le figure di merda. Palladino ha segnato. Dai, con il sole. Segniamo con il sole, non lo so, mettiamo le... Vai, le gomme, le ultra soft. Cioè, non riesce neanche a tirare, Dio Cristo. Beh, bella, neanche la sponda ormai. Neanche la sponda. Dai, un po' di cuore almeno. Chiaramente non ci arriva. È impressionante. No, ma io non ci credo, ragazzi. Non ci voglio credere. Digiuno incredibile. Neanche questo. No, mi viene da ridere da solo, dai. Un Brady poi più reattivo, sì. Non riesco proprio a fare nulla, eh. Proviamo un cross. Dai, calcio d'angolo. Niente, oh, non arriva. Non arriva. Dai, Fioi, dai. Non possiamo cancellare anni gloriosi con una stagione del genere. Vabbè, crossiamola a sto punto. Cioè, ma sono più bravo come ala. 2-1 supplementari. La disperazione del cu. E loro se la godono qua, se la godono. Neanche angolo? Neanche angolo. No, vabbè, cioè. E il digiuno continua. Ogni minuto che passa è sempre più dura. Siamo in depressione, ragazzi. Ancora fallo non fischiato. Che bello, possono ammazzarmi, fare quello che va bene. Mi sembra positiva la cosa. Fallo non fischiato. Oh, non ne prende una. Non ne prende una. Non ne prende una, non c'è niente da fare. Ma perché? No, vabbè. Ma se ne va anche. Cioè, oltre che fa da cagare, se ne va. Vabbè.
Qualcuno fa una cosa che non si è neanche capito come. Ma la perdiamo comunque. Fallo. Mamma mia ragazzi, che negativi. Che stagione, veramente inizio no disastroso di più. Come comincia a essere stanchino, eh? Neanche questo fallo, vabbè ragazzi. È stato bello, PES, mi ho parlato una diretta, mai più. Non scherzo, però mi stanno girando i maroni, eh. Oh, finalmente un contrasto. Ma perché? No, vabbè, no, porco due di merda, porco schifoso ladro. Buona Madonna. Ma dai che fallo è. Ma va a cagare, va. Lo stesso media gol di Buffon, sì. Non so più come insultarti, Come. Sì, comunque anche la squadra, cioè, per carità, il Come è sicuramente una mozzarella, però sta squadra è una roba orrenda, eh. Cioè, veramente una cosa orrenda. Dati all'epica, eh sì. Va bene, però se ti aspetto nudo, però. No, spero in un infortunio, così almeno non gioco, almeno. Vabbè. Sì, tutte 0-0 poi, cioè. Boh. Non capisco proprio questa stagione, mai successa cioè, per così tante partite. Oh sì, siamo già finiamo la stagione qua in una live. Cioè. Secondo me è meglio andare in B. No, andare in C forse. Ragazzi, se arriva sto gol, dobbiamo esplodere come puttane. 2 gol fatti e 5 subiti in 15 giornate. Cioè, bene, mi sembra una buona media. Stagione un po' buggata, eh. Beh, siamo la miglior difesa, però. Mamma mia. Bello questo, e chiaramente non la prende apposta. Il portiere, mamma mia che vaneggio del portiere. Fallo, non fischiato, ma no, basta. Cioè, 2 gol in 15 partite, ragazzi. Cioè, potete capire anche voi che non è colpa mia, nel senso, cioè, io non sto controllando tutta la squadra. È che una Master League così è chiaro che è colpa mia, però non diventa un mito una squadra che fa. Mamma mia. Cioè, non si è mai visto? O c'è un cambiamento nel girone di ritorno? Se rimango ancora a Crotone, o non lo so. Mi è pronto a passare, ragazzi. Non so più cosa fare. Niente, non viene niente. Stagione abbastanza buggata comunque, purtroppo. Sì, sì, con l'Empolo io non segno, no, no. Non segno con l'Empolo. Mai visto una roba del genere, ma sono capitate tante volte PES partite collose 0-0, ma in 15 partite 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può essere solo colpa del Come. 2 gol segnati e 5 subiti, insomma. Non può
Ciao Fabio, primo fiore. Almeno subiamo i gol, così almeno vediamo un po' di gol degli avversari. Dai ragazzi, dai. Ciao Daniel Wolf. Croce, eccolo qua il gol. No. Sì, hai ragione De Mazzo, andare al Pescara. Ma qualsiasi squadra è meglio del Crotone. Rubo la palla anche ai miei compagni, mi sembra bene, mi sembra proprio positivo. Grazie che mi segui da Londra. C'è anche gente pazza che mi segue. Vabbè ragazzi, sono in silenzio stampa adesso, cioè... non so più cosa dire. Non so più che dire. Oh, non recuperiamo una palla a centrocampo, neanche per sbaglio. Non prendiamo una palla neanche per sbaglio. Mamma mia, per poco. Ecco le 3 del Cume, questo non è fuori gioco. Non era brutto questo però. Comunque regalata al portiere. Niente. Ma perché così? No, vabbè. Me le parano tutte. Guarda che azione, Fioi. Bel gol, bellissimo gol dell'Empoli. Complimenti. Esce ancora il Cume, mamma mia, sto collezionando veramente figure di merda colossali. Cerchiamo di arrivare almeno al calciomercato, se possibile. Che ore sono? Sono già le 11, cazzo. No, sono contento e ringrazio tutti, però mi dispiace, insomma, io non penso di aver colpe, raga. Sicuramente non gioco da un po' a PES, però insomma, sapete i miei risultati. Non riesco. Non riusciamo a fare niente. Ma sinceramente della squadra me ne frega un cazzo, può andare anche in C. Però così cioè, se non segno, vabbè. Cioè, è veramente strano, ripeto, è veramente strano comunque. Cioè, tutte 1-0, 0-0, boh.
Sì, ho scelto una squadra. No, non cambio la difficoltà, ragazzi. Non vado, non esiste. Non esiste proprio che vado a cambiare difficoltà. Siamo già a dicembre, perfetto. Magari andiamo in B. Vediamo se magari la prima della Serie B, diciamo una forte della B, magari vorrei prendere sto Cume perché forse non siamo pronti per la Serie A a 18 anni. Ragazzi, tutti insieme per non so cosa. Vai. Attento. Dai, almeno un'azione degna del gioco del calcio, insomma. Qua segno in rovesciata. Come recupera una buona palla. E fa anche un buon passaggio. Ma comunque non va. Ma dammi un fallo. No, vabbè, no, è buggata. Mi scappa via dalla palla, mi scappa. Mi scappa via dalla palla. Grazie. Fallo non fischiato. Ah, Madonna del Signore. Ma è bello che neanche un assist. Boh. Mai visto una roba del genere. Raga, uscite con i cori per il culo. Madonna. Se segno mi metto a piangere. Adesso arriva l'autogol. Oddio, mi sto pisciando addosso, ragazzi. Non ce la posso fare. Guarda, arriva in attacco e la perdono. Ma è impressionante, è impressionante. Cazzo. Ha ragione Maurizio Michelotto. Per la prima volta ho messo veneziano al posto del mio vero nome. Ai ai ai, è vero. Ai ai ai, Michelotto ha ragione. È vero, arca puttana, abbiamo capito tutto. Si è capito l'inghippo. Porca puttana, Michelotto ha ragione. È un po' porco, però ha ragione. Sì, ma guardali. Il Michelotto ha ragione. Ciao Football Show, il Michelotto ha ragione. Ai 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 ai. Capito tutto, ragazzi. Dobbiamo essere più forti anche di questo, però. Bel passaggio, ogni tanto arriva qualcosa di decente. No, ancora. Pazzesco. Altro miracolo. Dai Cume. Dai Cume. Questa è l'occasione.
Non ci credo, fuori di niente! Non ci credo, fuori di niente, erano i miei gol questi. Non ce la facciamo, raga. Bello questo passaggio, molto molto bello. Gol! Sì, cazzo! E tira giù lo stadio, tira giù tutto, finalmente! E arriva sto benedetto gol! E arriva sto benedetto gol! E arriva sto gol bellissimo! Gran gol del Cume! E finalmente butta giù la porta! Boom! E arriva il gol. È arrivato, ragazzi. È arrivato, raga, è arrivato. È arrivato il gol, che cazzo. Mamma mia. Scusate per il ritardo, ragazzi. Bomber Cume è arrivato. Mamma mia, oh. Che sofferenza. Che sofferenza, raga. Finalmente ci siamo sbloccati, oh. E adesso come il ketchup. E adesso come il ketchup. Mamma mia, peccato. Le schedine strappate, è fatta, raga. Adesso ho già perso la voce, cazzo, è il primo gol. E che passaggio che ho fatto anche. Mamma mia, meno male, dai, ci siamo sbloccati, cerchiamo di vincerla. Oh, però non mi fischiano un fallo, eh. Classico gol del Cume, comunque, proprio di potenza, proprio di cattiveria biblica. C'è l'ombra del calcio scommesso. Mi sono commosso. Cerchiamo di vincerla magari, grazie. Molto bene, andiamo, dai. E il Cume la recupera anche, come i vecchi tempi, anche se è morto. Fuori. Dai, ragazzi, che andiamo a vincerla. E finalmente ho distrutto la porta, cazzo. 87esimo. Stiamo attenti, raga. Contro il Genoa. Ce lo ricorderemo a vita sto gol. Un girone per un gol. Mamma mia. Incredibile. Bellissimo. Però il mio dorme qua però il nostro, perché questo era un gran passaggio. Fallo sul Cume. Adesso mi butta fuori. No, giallo. Ho sentito anche il vicino gridare. Finalmente vinciamo con un gol del Cume, meno male. Credevo di più al prestito di Fabregas.
Grande. Io amo, vi amo troppo, raga. Primo gol a professionista, salviamolo perché è da ricordare. Crotone e Juve, perché qua prendiamo tante di quelle bombe. Allora, salviamo. Eh sì, esultanza incredibile. Non è che hai visto niente, cioè non ho capito più un cazzo al golf, finalmente, però, che spo. Sì, con la Juve, ragazzi, subito la Juve. Dopo il gol arriva la partita impossibile. E adesso doppietta la Juve. Ciao Sasha Carbone, vai. E con la Juve si vince. Perché ormai il Cume si è sbloccato. Fallaccio subito. Varanasone. Dybala. La sfida Igua veneziano, Fioi. No, peccato, che brutto passaggio. Dai che lei invece sottovaluta la Juve, dai. Pianis, madonna che tacco, che Juve. Ma la Juve non ha il Cume. Bravo. Ma no. Bravo Cume, buon recupero. Non perdiamola, non perdiamola. Non perdiamola, Fioi. Bravo Cume. No, perché va via? Ma non capisco però. Non riesco proprio a controllarlo. Sono proprio talmente scarso. Fallo non fischiato. Per il gol del Milan Berlusconi non vende il Milan. Marchisio. Mamma mia. Attenzione a Aia Quadrado, gol gol. Mamma mia, meno male che non ha presa Igua. Che dira. Tanto noi siamo un po' in fuori gioco perché sto seguendo anche la partita. Vedi che non me la passano in profondità come voglio io? No, proprio, sono proprio scarsi, Fioi. Cioè io la chiamo per scattare, proprio loro non hanno la capacità di passarmela. Sono merde umane. Quadrado, grandissimo gol della Juve, ragazzi. Vabbè, almeno si stanno un po' muovendo, dai. Almeno vediamo un po' di gol. Bellissimo assist del Cume! Non ci credo cosa mi stava regalando il Cume. Non ci voglio credere. Cosa ha parato Buffon? Il Cume comincia ad andare via di potenza, peccato, ma dai che ci siamo. Mamma che assist del Cume. Vabbè. il Cume vale più di 20 milioni. Peccato per l'assist però, Fioi. Dai, crediamoci, non è finita. Ragazzi, non perdiamola continuamente, però. Madonna, è fortissima la Juve, ragazzi. Mamma mia.
Dybala. C'è solo la Juve però, eh. Ok, anche questo è bello. Porca puttanona. Niente, nelle girate è proprio più lento di Rosy Bindi. Dai, una bel recupero a centrocampo, niente da fare. Ma perché ste robe? Non l'ho neanche chiamata. Il Crotone si scansa, signori, avete ragione voi. Ma non sanno fare un passaggio, però in profondità. Oh, buono. Bellissima questa azione. Ma perché ste robe? Neanche il tempo di recuperare palla. Subito il fallo, chiaramente. 76 euro, vabbè, con la Juve ci sta di perdere, cioè non è un problema. Vai Kume. Sì, i numeri voglio fare, ma vaffanculo, va. Qua ho proprio sbagliato. Cosa vado a fare i numeri? Guarda, Barzagli come l'ha recuperata Barzaglione. Incredibile. Ah, Dio mio. E che dopo il gol, proprio la Juve, quella è la sfiga. Non sono riuscito a dare continuità. Ma allora, però, il calcio è un gioco semplice, elementare. Ste cose non le fa neanche il Real Madrid. Che cazzo giochiamo di prima, fioi? Cioè, diamoci una svegliata. Ah, sono anche uscito. Vabbè. Speriamo di affrontare una squadra vabbè, persa 1-0, così. Tutte così le partite per il momento. Il Cume ricorda Van Basten dopo l'infortunio, però. Sempre sedicesimi. Però per la salvezza ci siamo. Cioè il Crotone nella realtà che sboccio non va proprio così. Torino. Vabbè, finiamo il girone d'andata e poi vediamo che fare. Vai, Belotti veneziano, fioi. La sfida tra un bomber che segna e un bomber che tromba. Vai. Vediamo chi la spunta tra i due bomber. Uno è un bomber un po' così, però. Ma qua, Molinaro. La stanchezza regna sovrana in casa Cume. Vai, Cumendone. Passiamola che me. Ma che passaggio è? Mamma mia, oh. Nutellino Jalic. Sì, ciao. Non so neanche più pronunciare i nomi dei giocatori ormai. Dei Silvestri. Vai Cume. Un bellissimo passaggio. Dopo la sbagliano. Bello sto passaggio. Vai Cume! Fuori. Troppa fretta.
Madonna, ragazzi, mi fate morire, ragazzi. Oddio. Il bomber silenzioso, il cume. Ok. Buono questo. Ma sono troppo da solo. No, sono in fuorigioco. Ma passa la prima, puttana Eva. Mamma mia, che rincoglioniti però, eh. Sono veramente mongoli. Molinaro, guarda che numero del Moli. Martinez, Martinez. Mamma mia, deviazione e gol, incredibile. Ho bisogno degli assist di piantina, eh sì. Eh sì, ragazzi. Guarda che gol che abbiamo preso, madonna, incredibile. Cerchiamo di non farla finire 1-0. Ma anche 2-0 magari. Benassi, mamma mia Benassi. Bravo Cordaz. La nazionale cantante. Oddio, fioi. Riusciremo mai a recuperare la palla? Mamma mia. Buono, questa è una buona sponda. Vai, passala in mezzo! Adesso me la passa. Ah, madonnina del signor. Ma Italia, i tacchi del Cume sono geniali per a fine partita. Colpa di Gigi Palla. Tipicazione del Cume. Niente, non arriva mai. Recuperiamo una palla a centrocampo e là la chiave, raga. Adesso Nicoli per Pippo Inzaghi intanto. Sì, sì, gioco con dei deficienti, raga, è così. Questo è abbastanza oggettivo, insomma. Ma guarda come me la passa! No, vabbè, cioè, ma... Qua fa un buon recupero il Cume. Questa è una buona azione. Ti prego. Forse fuori gioco. No, no, è gol! È gol! È gol! È gol! E vai di selfie. Sì, cazzo, pensavo fosse fuori gioco. Mamma mia, arriva il gol. È arrivato il gol. È arrivato il gol, ma non avevo paura del fuorigioco. Secondo gol. Mamma mia. Dai, Cume. Oddio, si è rotto dopo il gol, non ci credo. Quante partite ancora? Andiamo avanti, andiamo avanti. Che se domani si lavora, chi se ne frega. Mi diverto troppo con voi. Mamma mia, bravi, dai, dai. Non ci credo neanche io di sto gol. Ero convinto del fuorigioco, non so il perché, avevo proprio paura dell'offside. Vara il Cume comincia a carburare, fio, eh.
Adesso stiamo attenti, però venga un pareggio, va bene col Toro. Belotti. Sono stanchissimo. Il gol mi ha spompato. Il Cume se ne va. Il Cume se ne va. Il Cume se ne va. Ho provato un tiro impossibile, ma va bene. Attenzione il Cume, mamma mia. Partita piena di gol, è veramente incredibile. Però almeno ci stiamo un po' smuovendo, dai, si sta un po' movimentando, dai, piano piano. Su Camileva chiaramente perché sono morto. Ma forse no. Il Cume risponde leggermente alle critiche, anche se ancora la strada è molto lunga per il bomber veneziano. Benassi sta giocando benissimo. Ocio. Mentre non la prendiamo mai in questi momenti. È qua che bisogna prendere. No, Benassi, ai ai ai. Fuori di niente. (84esimo). Poi stiamo giocando insomma a Torino, Sarebbe un bel risultato. No, qua ho sbagliato io, non devo tirare subito. È che ho troppa voglia di fare bene, cazzo. Bravo Cume! Il Cume è già galvanizzato, però si vede la differenza. Mamma mia, per poco. Dai, freghiamo. Peccato, va bene, dai, 1-1, va bene. Buono, 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 dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Ti portiamo. Va bene, ma bisogna che accontenti. Insomma, 16esimi, 17 punti. Stiamo smuovendo un po' il tutto. Annuncio voglio diventare il miglior calciatore dell'Asia. Ok, mi fa piacere. Bene se escludiamo le 20 precedenti. Che stronzo. Crotone Sampdoria, il Genoa ha parlato bene, speriamo di far bene anche qua. Sudamericano Tevez. Va bene. Ok. Ciao Francesco Borgia, buonanotte. Dai ragazzi, supporto, fioi. Partiamo in panchina questa, ok, non me ne ho neanche accorto. Cerchiamo di fare un filotto, cazzo, il filottone comendiano. Ciao Davide Kovac, 2 purtroppo, solo 2 gol. E tutti negli ultime partite, aveva fatto una crisi senza fine di 16 partite senza gol. Però il Crotone in questo momento è salvo. Bravi! Mamma mia, peccato. Ciao Nicolò Petruzzelli. Stiamo giocando benissimo, cazzo. Vai Tone, bravissimo, dai. Stiamo dominando per il momento, eh. Ciao Francesco Masini, ciao Simone Brambati. Grande football show.
Fallo, no, no, cos'è fuori gioco? No, fallo. Mamma mia, Viviano, cosa ha preso l'incrocio? Vabbè, primo tempo stradominato. Ciao, Show Frost. Ok, entriamo noi. Possiamo anche correre tanto perché tanto insomma abbiamo solo un tempo da fare. Vai ragazzuoli. Ecco, entro io e segno la Sampdoria, ma quella troia di tua mamma. È impressionante, impressionante. Ciao Cristiano Converso. Cioè, dominato fino adesso. Dai, rispondiamo subito di testa. Ah, niente. Fuori. Ciao Tommaso Paladino. Dai ragazzuoli, ecco tutti che ridono chiaramente perché è giusto così. Dai che la recuperiamo. Dai che la recuperiamo questa. Bellissima. Dai, 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 comandino, anche se sei lento come un porcellino. Proprio gli assist è durissimo adesso, sono troppo scarso nei passaggi. Bello questo. Tiro di merda però. Talismano Kume proprio, se. Impressionante, veramente. Aia Muriel 2-0. Incredibile. Incredibile. Ma non mi voglio esprimere oltre perché. Bella questa, come prendila però? 2-0, si dominava prima. Vabbè. Veramente il passaggio non era per lui, ma va bene, insomma. Ora sbagliamo qualsiasi cosa. Bello anche questo. Dai, crediamoci. Niente, altro errore. Mamma mia. Partitaccia questa, eh. Ah, poteva essere buona, ma un passaggio chiaramente sbagliato anche questo. E il Kume sbaglia anche questo. Mamma mia, partita orrenda proprio. Cassano. Mamma mia. Sì, è più veloce il Cassano. Ciao Massimo. Ciao Massimo, grazie, buon esame. Malissimo, bruttissima partita questa. Male, male, male. Football show, mi dispiace, mi dispiace. Vive sempre in testa, Milan secondo, è proprio un gioco.
Non c'è nessuno dei nostri, chiaramente. Primo giorno di mercato. So cosa fare sinceramente, perché non si vince più. Quella è la prossima, prima di ritorno, vediamo. Ok, cioè, questa è l'ultima partita ragazzi, poi pensiamo cosa fare, però non so, sinceramente, cioè, andare via mi sembra come di lasciare la barca nel momento più difficile, vediamo, dai, comunque se segno faccio un'altra partita, questa è l'ultima, se ma risegno ne facciamo un'altra. Ok, col Pescara, che è ultimo il Pescara, Fioi. Vai ragazzi, all'Adriatico bisogna vincere, match salvezza pesantissimo. Siamo già alla prima di ritorno, cazzo. E il Cume se ne va di gran carriera, con la sua velocità immensa. Niente da fare. Guarda Pepe, c'è Pepe come Maradona, signori. Bella questa del Cume. Dai, calcio d'angolo, ok. Allora inizia a chiudere. Ciao Jacopo Gasperini. Vai, Cume l'incornata. Niente. Siamo ancora in 86, vi ringrazio tutti, raga, veramente incredibile a quest'ora. Grazie a tutti. Ma che non abbiamo cominciato malissimo teoricamente. Come ti prego farlo perdere mazzo. Ma il Pescara è preso peggio di noi. Mamma mia che madonna. Quante partite fai? Questa in realtà è l'ultima. Se segniamo magari. Se portiamo a casa il pallone. Con una bella tripletta. Sì, sì, la tripletta è un po' impensabile. Però. Già fare un tiro sarei contento, ecco. Buon passaggio. Bello. Niente. Peccatus. Dai, dai, 28esimo. Sì, ragazzi, c'è Telegram, dove potete sapere insomma le mie dirette. C'è il canale di Instagram Cumenda _ veneziano. Il canale Telegram si chiama Cumenda Veneziano. E niente, le mie public relations sono meravigliose. A fine diretta. Niente, cioè, madonna, che stagione travagliata, raga. E arriva un cross, beh, non è neanche bruttissimo. Crosso meglio io dei miei tre centrocampisti. Mi sembra un po' ridicolo, sinceramente. Sembri Darko Punch, hai ragione. Ai ai ai. Dai ragazzuoli. Aia. Mamma me l'ho vista dentro. L'ho vista dentro. Ciao Luigi Guagenti. Ciao Matteo Lazzari. Buono, un buon passaggio. E poi la perdiamo. E la prendono sempre loro nella maniera giusta. Che ne, ma è un errore, io ve lo giuro ragazzi, a volte veramente mi sale il nazismo acuto.
Niente. Grande football show. Niente, loro non sbagliano mai. Guardali, guardali che belli. Loro non sbagliano mai. Niente, niente, niente. Madonna, ecco, quando fanno i passaggetti così tipo FIFA mi vengono i nervi. Ciao The Warrior OFYT. Ocio. Dai, buttala su. Dai, cavolo, almeno un'occasione. Ma non così, però, vabbè, però... Io ragazzi, veramente, cioè, no, io mi sto incazzando perché ho capito giocare male, ma no, proprio sbagliare cose impossibili da sbagliare. Niente, non ne arriva una. Va da uomini e donne, va bene ragazzi. Va da uomini e donne, forse è meglio. Beh, questa non è una brutta sponda. Attenzione. Beh, dai, almeno arriva il fallo, che culo. È una palla persa ormai. Sì, non sbagliano mai, sono bravissimo. Sì, è impossibile, lo so. No, sono uscito anche. No, bisogna fare un'altra allora. Ancora fallo, dai, cerchiamo di metterla dentro. Dai, mamma mia, che squadra di scarponi. Guarda cosa vogliono fare, i numeretti vogliono fare. Eccola. L'ultima in classifica vince. Non ho parole. Don not parole, fioi. Silenzio stampa puro. Niente, non segniamo neanche per sbaglio. Mamma mia. Ci vado a fare il grande fratello, forse è meglio, ragazzi. Ciao, Manic. Se va a pescare. Solo con me ha vinto. Ho fatto un punto col pescare. Ma intanto vince sempre Messi, no? E beh, certo, il coglione. Database. Titolo individuale. Vabbè, non sono robe mie. Trattative. Nicola. Che bello. Richiesta di trasferimento. Dove possiamo andare? Sì, per andare in B. Non ho coglioni di andare in B. Cioè, vediamo la classifica. Una squadra magari a metà classifica. Ciao Andrea Anselmi. Ecco, un Sassuolo, una Fiorentina, cioè, anche una Fiorentina, vabbè, ma non gioco con la Fiorentina. Ecco, l'Atalanta magari. Proviamo l'Atalanta. È una bella realtà l'Atalanta. Vediamo se mi vogliono. Ok. Sarebbe male l'Atalanta, cazzo. Adesso mi compro il sì, ciao Napoli. Con la mia velocità.
Dai, chiudiamo col Napoli, ragazzi. Chiudiamo col Napoli e dopo chissà con con l'Atalanta. Grazie, John Erario. C'ho l'Atalanta, sinceramente, con i giocatori veloci, il Papu Gomez, che sì, tutti quanti, sarebbe veramente bello, eh. Sì, sono su PC. Oh, siamo al San Paolo. Vai. Dai, un gol nello stadio di Maradona, Fioi. Insigne. Maggio. Callejon. Ok. Dai, Spondona. Adesso è bello segnare il San Paolo, cazzo. Vai, Comendone. Ho provato, era difficilissima. Non ho proprio le abilità del passaggio, anche troppo. Magari col Papu, ragazzi, ma l'Atalanta non vuole un scarpone come il Cume, purtroppo, ho paura. Allan. Auriem, Fioi. Danni Pareco. Ammazza, oh. Occio, Pareco. Bravo Cordaz. Ma non ho voglia di andare in Serie B, raga. Non c'ho proprio palle, sinceramente. Cioè, non c'è nessuna, non mi piace nessuna squadra. L'Atalanta invece è una bella piazza per crescere. Un giovane a Bergamo fa veramente bene. Attenzione! Adesso ridammela subito. Cosa ci siamo mangiati? Cosa ci siamo mangiati? Non ho sto zitto che è meglio perché veramente ci siamo mangiati una roba storica qua. Perché sono tranquillo, chiaramente. Bellissimo questo passaggio. Ciao Andrea Anselmi. Sì, sì, un piccolo miglioramento c'è sicuramente. E non mi dà il fallo. Va bene. Molto bene. Oh, Sofioi. Molto bene, vai Comendone. Perfetto. Beh, questa è buona. Madonna, cosa ha parato? Ma passamela in mezzo, non che chiamata. Ma dai, era gol questo. Ma era gol. Era gol questo, Dio Madonna. Stiamo giocando bene, cazzo San Paolo. Veramente bene. Che sfiga, oh. Bravissimi. Dai che contro i piedi li possiamo beffare. Non ha una buona difesa il Napoli oggi, eh. Calcio d'angolo. Al Leeds, no dai, non possiamo tenere il Leeds, cioè, se no poi diventa noioso. Niente. Ancora angolo. Guarda Veneziano come si incazza, oh. Ciao mister Federico. Vai Kumer, incornata. Gol! Mamma mia. Era quasi gol. Stiamo migliorando comunque, eh.
Stiamo migliorando un pochino. Attenzione a Callejon. Sì, però non fischiano un fallo. Oh, c'è Gulam. Dai contropiedazzo. Adesso fischia. Ma dai! Ma dai! Incredibile. 85 spettatori a mezzanotte. Veramente impressionante, eh? Mamma mia. Incredibile. Mamma mia, per poco. Mamma mia, peccato. Dai, andiamo su, andiamo su. Buttala su. Cupolotto. Entra il palla. Dai ragazzuoli, dai ragazzuoli. Neanche questo, ma ammazza i difensori, fioi. Mamma mia. Ammazziamo tutti qua. C'è Damsic. Sbaglia tutto. Grazie Giulio Bilato. Recupera il Napoli. Stiamo giocando meglio noi comunque di gran lunga, eh. Dai, un contropiede giusto la segniamo, lo so. Guarda Maggio, c'è Maggio, risumato Maggio. Entra Manolo. Bella sta rimessa. No, Mertens. Ma non ci credo. Al primo tiro. Ma dove cazzo era la difesa? Ma porca di quella vaccona. Con Koulibaly non si passa. Il pacco che fa provincia Koulibaly. Andiamo a perdere una partita giocata benissimo. Bella sponda del Cume. Bravo. E neanche fallo. Si gonfia la rete. Auriemo. E perdiamo anche questo. Dai, crediamoci. Crediamoci, cazzo. Gulam recupera molto bene, purtroppo. Allan. Solo Napoli. Ah, madonna. No, porco. Ciao, mister Federico. Se riesco, portiamo anche domani PES, eh? Ma sono anche uscito, va a cagare. Va buon, raga, chiudiamo così. Vediamo un po' come finisce. Dai, un pareggino. Niente da fare, perdiamo 1-0, raga. Niente, alla fine un golletto di merda, immeritato. Sempre il migliore della mia squadra, comunque, eh. Un po' di rispetto per questo porco di un Cume. Adesso rischiamo anche il Torino che rischia la retrocessione. Adesso rischiamo anche noi. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Grazie a tutti per questa diretta bellissima. Purtroppo pochi gol. Vediamo l'Atalanta. Se sarebbe bello, insomma, avere una risposta dall'Atalanta. Non ci è arrivato ancora niente.
Aspettativa in corso. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, vi abbraccio tutti, siete stati meravigliosi. 4 gol fatti, 12 subiti, questa è la situazione. Grazie a tutti, grazie Football, grazie Paul Heyman, grazie della pace. Ciao Just Matti. Ciao Davide, saluto tutti che se no ci metto 2 ore. Un abbraccio grande e buon tutto. Ecco, veramente sono stremato però, raga, dopo questa merda di Crotone. Notte fioi, ciao!